Ben ritrovati Cattoliche dintorni. La formazione alla sicurezza sul lavoro dell'Università Cattolica è approdata in Parlamento. Martedì 6 luglio il professor Luigi Pati ha presentato alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti bianche del Senato l'attività svolta in questi anni sul piano della ricerca e della formazione attuata a Brescia. Ascoltiamolo in questa intervista. Cosa c'è che può aver catturato l'attenzione della Commissione in Parlamento di questo vostro percorso formativo? Certamente direi l'originalità del taglio che abbiamo impreso alla ricerca, una ricerca che si muove nell'ambito della riflessione pedagogica, della pedagogia sociale, che è da tanto tempo che portiamo avanti, e due gli elementi caratteristici. Da un lato questa attenzione per il tema della formazione che va al di là, o meglio integra i temi della informazione e dell'addestramento, anche secondo quello che è il dettato giuridico, la legge al riguardo. E il secondo elemento è rappresentato fondamentalmente da quella che è la prospettazione di un nuovo modo di essere lavoratore nell'azienda, quindi la sottolineatura di una necessità di una maggiore corresponsabilità del lavoratore nell'azienda, fattore questo che sembra favorire, anche in base alle ricerche che noi stessi abbiamo condotto, sembra favorire una maggiore percezione del rischio e quindi una maggiore attenzione per gli elementi legati alla sicurezza sul lavoro. Dunque, come affrontare questo tema sulla sicurezza sul lavoro? Voi in qualche modo proponete anche delle idee. Certo. L'elemento da cui partiamo è questo: non si può fare formazione alla sicurezza senza, o meglio, trascurando di prendere in considerazione l'esperienza del lavoratore. L'esperienza del lavoratore è l'elemento di base dal quale muovere per poi impostare tutto un percorso di formazione alla sicurezza che tenga conto di quello che è l'agire concreto del lavoratore nell'ambito di quella che è la stessa azienda. Sull'esperienza attivare poi dei processi di riflessività in base ai quali rilevare da un lato gli elementi positivi da valorizzare e dall'altro lato quindi sottoporre a revisione quelli che sono gli elementi negativi e quindi da correggere. Possiamo dire che in qualche modo, anche se in parte però, Brescia sta facendo scuola su un tema molto delicato, tra l'altro, anche nella nostra provincia. Brescia è la Cattolica di Brescia. Certo, no, ma da questo punto di vista sono veramente contento, orgoglioso, anche come docente dell'Università Cattolica di Brescia, di questo riconoscimento che ci viene dal Senato della Repubblica. Certamente è un modo questo per ripagare l'impegno mio e dei collaboratori che con me lavorano in un settore talmente delicato che molto spesso è o sottostimato o trascurato. Certamente da questo punto di vista direi che è un grande riconoscimento. Non trascurerei però anche un altro elemento, e cioè il riconoscimento che ci proviene da enti e da realtà produttive di Brescia e della provincia bresciana, che hanno chiesto a noi dell'Università Cattolica percorsi di formazione alla sicurezza nel lavoro. In via Trieste è già tempo di immatricolazione. L'Università Cattolica ha allestito un'apposita area matricole per poter accedere e perfezionare l'iscrizione ai diversi corsi di laurea. Ma prima andiamo a scoprire con il dottor Egidio Beffa quali sono le date da non dimenticare. Siamo qui con Egidio Beffa, il volto dell'ufficio informazioni, che vuol dire ricordare a chi deve immatricolarsi alcune scadenze.
Cosa devono sapere gli studenti che vogliono iscriversi ai nostri corsi di laurea? Partirei dai corsi di laurea che prevedono l'esame di ammissione, e il corso di laurea in scienze tecniche e psicologiche che prevede 100 posti e l'iscrizione al test è fino al 30 di agosto, mentre per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono 200 posti e l'iscrizione al test è fino al 15 di settembre. Per tutti gli altri invece c'è tempo? Per tutti gli altri corsi di laurea i termini per l'iscrizione sono l'8 di ottobre. La modulistica in entrambi i casi, quindi sia per i corsi di laurea per cui l'iscrizione è fino all'8 di ottobre che per i corsi di laurea col test, è scaricabile dal nostro sito internet www.unicat.it/immatricolazioni oppure è ritirabile presso il nostro ufficio informazioni generali che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17:30. La consegna della modulistica deve essere poi fatta in area matricole e sempre sul sito, sono in consultazione gli orari per la consegna. Sono già state decise le date dei test di ammissione a questi due corsi che prevedono il numero chiuso? Sì, la data del test di scienze della formazione primaria è il 20 di settembre, mentre per il test di ammissione alla facoltà di psicologia, al corso di laurea in scienze tecniche e psicologiche, è il 3 di settembre. Per chi invece vorranno iniziare a frequentare, quando è che lo startup? L'inizio delle lezioni per tutti i corsi di laurea è il 4 di ottobre. Prima dell'inizio delle lezioni previsto per appunto il 4 di ottobre è stata organizzata dall'Università Cattolica una giornata di accoglienza delle matricole che è il 28 di settembre. In questa giornata le matricole verranno a conoscenza ulteriormente dei servizi che l'Università mette a disposizione, delle varie figure che ruotano attorno a un corso di laurea, per cui i professori, i tutor di gruppo e varie figure amministrative. E è una giornata in cui le varie facoltà vengono presentate in momenti diversi, per cui sempre sul sito sarà possibile consultare l'orario di presentazione della propria facoltà. Per chi invece vuole partire col piede giusto per quanto riguarda lo studio e prendere punti, l'università fa qualcosa? L'università organizza un corso di metodologia dello studio che si terrà dal 20 al 24 di settembre. Sono delle giornate in cui vengono degli esperti e aiutano gli studenti a acquisire un metodo universitario che sarà poi utile da spendere durante gli studi. E per le iscrizioni a questo corso sempre sul sito si trovano le informazioni ed è richiesto un piccolo contributo per gli iscritti. Il corso è comunque aperto a tutti coloro che fossero interessati, anche a non immatricolati.